l'invito. Noi siamo insegnanti alla scuola primaria di Pocenia, Istituto Comprensivo di Rivignano, e vi presentiamo un progetto che abbiamo portato avanti durante tutto lo scorso anno scolastico con la classe quinta. Noi siamo anche contenti perché oggi vediamo dei nostri ex alunni che l'anno scorso hanno partecipato a questo progetto e sono stati attivamente coinvolti insieme a noi. Magari vi faremo venire qui, è una piccola rappresentanza. Venite qui ragazzi, è il vostro. Così ci fate passare le emozioni. Allora, il progetto è nato un po' così per caso, come nascono tutti i progetti per scommessa. Abbiamo pensato a un'attività che potesse coinvolgere la classe quinta durante tutto l'anno scolastico e che coinvolgesse comunque tutte le discipline. Infatti è un laboratorio interdisciplinare, lo abbiamo intitolato SART, Scienza, Arte e il Tempo. Questo progetto ha ottenuto anche il finanziamento di un bando regionale per le competenze che ci ha permesso di pagare in parte alcune attività, in particolare quella più importante che era la realizzazione di una meridiana che insieme ad Aurelio Pantanali siamo stati in grado poi di appendere a scuola. Questo bando regionale ci ha finanziato anche una visita guidata ad Aquileia e qui ad Aiello a vedere le meridiane. Tra tutti gli obiettivi che noi ci eravamo proposte di raggiungere con i ragazzi di quinta, c'erano obiettivi di tipo linguistico, quindi potenziare le abilità di base in italiano e in inglese, arte e immagine per utilizzare tecniche diverse, poi vedremo tutte le tecniche che sono state utilizzate durante l'anno, per la musica compiere esperienze ritmiche e sonore, osservare, ascoltare e comprendere il funzionamento di strumenti musicali, per tecnologia osservare oggetti e comprenderne a grandi linee il funzionamento, costruire oggetti utilizzando procedure e strumenti adeguati, utilizzare strumenti multimediali per effettuare ricerche e produrre materiali. Matematica, scoprire strategie risolutive per problemi concreti, acquisire concetti geometrici, misurare e calcolare. Storia e geografia, collocare nel tempo e nello spazio l'invenzione e l'uso di oggetti e tecniche. Ovviamente per cucire un po' tutto questo progetto, tra gli obiettivi principali c'erano quelli di condividere idee, impegnarsi per realizzare progetti comuni valorizzando le abilità di ciascuno, stabilendo e rispettando regole condivise, raccogliere ed elaborare informazioni utilizzando le strategie adatte al contesto. Sono state realizzate diverse attività, molte delle quali poi vedrete nella nostra presentazione, e il grosso lavoro è stato fatto proprio dai ragazzi che sono andati alla scuola secondaria di primo grado, ma che oggi sono qui con noi a condividere questo grande lavoro. Io vi illustro la realizzazione del progetto che aveva lo scopo di inserire il tempo in tutte le sue sfaccettature, quindi il tempo come risorsa, il tempo come attività antiche che magari adesso non si fanno più, il tempo visto dagli antichi quindi come misurazione ma anche come storia, il tempo che fa parte della musica come sua base e che può diventare arte. In questo caso è proprio un'attività di arte con attività manuali di un tempo. Si tratta della creazione di decori natalizi ricamati a mano con la preziosa guida delle mamme. Qui vedete i bambini che realizzano questi soggetti di panno imbottito. Eccoli qua, sono degli angioletti, dei Babbi Natale e delle renne che sono stati realizzati proprio tagliando, cucendo insieme le varie parti. Quindi in questo caso riprendere un'arte antica che era quella del ricamo, con obiettivo ovviamente la
manualità, la creatività e anche la pazienza e la precisione. In questo caso la musica, arte e tempo, quindi il tempo come base per appunto i brani musicali e il tempo nella musica che è differente, ha un suo concetto, una sua valenza. Nel corso dell'anno scolastico i ragazzi hanno imparato a suonare il flauto dolce, poi con la collaborazione della banda Primavera di Rivignano è stato realizzato un concerto. I ragazzi prima hanno suonato da soli accompagnati alla tastiera diretti dalle insegnanti, poi con la banda hanno realizzato alcuni pezzi in cui accompagnavano la strumentazione degli adulti. Il tempo visto dalla scienza, quindi con lo studio del sistema solare, realizzato prima su cartellone murale, era enorme, qui non si nota bene, però insomma erano circa 3 metri di cartellone, e poi anche con un mobile pensile dove appunto si vedono nella loro posizione corretta i vari pianeti. Poi questa era la fase iniziale di realizzazione, il Sole poi era stato arricchito ed erano anche stati aggiunti i cartellini con i nomi dei vari pianeti. Questo discorso del tempo e dello spazio ci ha poi portati all'osservatorio astronomico di Talmassons per poter osservare le stelle e i pianeti anche di notte. Da questo argomento è partito poi il discorso della misurazione del tempo da parte degli antichi. Ovviamente come facevano misurare osservando il cielo per poter stabilire poi anche l'andamento delle stagioni, delle semine e tutto quello che a loro poteva servire. Lavorando sul discorso degli antichi e dei loro manufatti incredibili dal nostro punto di vista, abbiamo avuto anche l'intervento dell'architetto Veronica Versolato con una lezione intervista laddove ha spiegato le tecniche costruttive degli antichi, principalmente dei romani, quindi dei domus. Non solo, ha spiegato anche i macchinari che venivano utilizzati dai romani, e questo ci ha poi introdotti alla visita che abbiamo fatto ad Aquileia e ad Aiello. Qui c'è una parte della lezione con la spiegazione della casa romana, delle sue parti, e poi anche come un architetto costruisce un plastico, quali studi e quali rivelazioni comporta il suo lavoro. Prima di recarci ad Aquileia, per comprendere meglio quello che avremmo visto, abbiamo fatto un percorso laboratoriale di mosaico con l'aiuto di una mamma esperta. Prima abbiamo realizzato il mosaico con tessere di carta, purtroppo non abbiamo la fotografia, ma se riuscite a tirare un pochino gli occhi, il risultato finale era una croce interna su cui poi era stato sovrapposto un crocifisso sempre di carta, era il lavoretto di Pasqua per capirci, con le tesserine che riempivano l'intero contorno. Un lavoro di grandissima pazienza, manualità e precisione, perché le tessere erano tra i 5 mm o poco di più, quindi molto piccole. Successivamente siamo passati al lavoro più difficile con tessere in vetro. Qui vedete la fase di incollaggio delle tessere, e successivamente la copertura con il gesso, la pulitura finale per realizzare queste cornici. Eccoli qua all'opera con la mamma che ci ha aiutati e guidati, e questo è il risultato finale delle cornici. La visita, eccoci qua da voi ad Aiello, dove siamo stati aiutati nel percorso di scoperta dal signor Giacomo, e i bambini hanno potuto provare. Siamo stati fortunati, una giornata di sole meravigliosa, quindi abbiamo potuto ammirare le meridiane e capirne il funzionamento. E qui abbiamo anche iniziato a farci l'idea sulla nostra meridiana, cosa avremmo desiderato, quale disegno ci sarebbe piaciuto, come realizzarla. E poi il signor Aurelio è venuto da noi a scuola, ecco qua la fase di misurazione sulla facciata, e i bambini hanno potuto capire un po' quali erano le misurazioni da fare. Abbiamo scelto la posizione migliore, e
poi abbiamo iniziato a pensare il disegno che vedrete dopo. Questa è la fase di votazione per il motto. In pratica sono state scritte dai bambini diverse frasi, sono state poi selezionate ed è stata allestita come educazione all'andamento demografico, insomma alla democrazia, alla scelta, un seggio, un vero e proprio seggio elettorale con scrutatori, presidente, segretario, urne, tutto quanto, la vedete anche la cabina ovviamente, e sono state chiamati a votare gli alunni di classe quinta, gli insegnanti, i collaboratori, il preside, il sindaco, poi vedete il signor sindaco che sta votando. Questo ho fatto lo sfoglio e la frase vincitrice è stata quella di Ilaria, eccola qua, che era, Ilaria, te la ricordi? La sapienza, il tempo passa ma la sapienza resta. Questo è il disegno della nostra meridiana realizzato insieme con elementi che per noi erano significativi, quindi il cielo stellato che ricorda la nostra visita all'osservatorio, la parte sotto il giardino in cui i ragazzi hanno giocato per tanti anni con i libri che diventano fiori, il fiore più grande dietro a questa esplosione di luce che è la luce che insomma la scuola vorrebbe sempre poter dare ai ragazzi. Sopra ci sono i bambini, se non erro dovrebbero essere proprio 24, che era il numero dei nostri ragazzi, e sotto si vedrà poi nella meridiana realizzata abbiamo utilizzato i loro nomi per creare dei fili d'erba. Eccoci qua all'opera, perché poi la meridiana è stata decorata sul bordo con un mosaico aiutato dal signor Manfredi, e i ragazzi hanno applicato le tecniche imparate in precedenza per contornare e rendere ancora più bella la meridiana. E l'8 giugno dell'anno scorso c'è stata la tradizionale festa di saluto alle classi quinte, che da noi si chiama Ti lascio un'impronta. Ogni anno una classe realizza un abbellimento per la scuola e lo lascia poi in eredità alle classi successive. Questa è la copertura realizzata con l'impronta delle loro mani, e prima del taglio del nastro abbiamo fatto un mini concerto ricordando quello con la banda, e alla presenza delle autorità poi c'è stato il taglio del nastro, eccoli qua, e questa è la nostra meridiana posizionata definitivamente con il motto. Complimenti ragazzi, insomma, avete fatto un magnifico lavoro e credo che anche tutta la scuola abbia ben apprezzato questa bella opera che rimarrà appunto sulla vostra scuola di Pocerino. Grazie allora del vostro intervento, siamo arrivati pertanto alla fine di questa conferenza. Vi devo dire una cosa, per chi lo desidera, in particolare magari per i mnemonisti, oggi alle 15 il professor Carlo Bressan esporrà il funzionamento delle 3 macchine mnemoniche che sono presenti nella sala della biblioteca del Comune. Il Comune ci ha messo a disposizione appunto l'apertura della biblioteca, quindi chi ne vuole approfittare, perché sono 3 macchine uniche che tramite il computer si sceglie, chiunque di noi può scegliere una delle 400 città che sono state inserite nel programma dell'emisfero boreale. Scelto la città può scegliere una giornata dell'anno e poi un'ora della giornata, e una luce che simula il sole si alza, si allunga e va a illuminare il quadrante come è stato naturalmente delineato dall'utilizzatore. Ed è una macchina con una meridiana orizzontale ed una seconda macchina con una meridiana verticale.
e poi c'è anche il globo come meridiana universale. Quindi per chi è interessato alle ore 15 si porti davanti nella parte posteriore diciamo della sede municipale che faremo questa presentazione. Non lo facciamo molto raramente, ma oggi che è la festa delle meridiane e che ci sono anche diversi pneumonisti venuti da lontano, lo abbiamo fatto proprio per loro. Allora, grazie che diciamo, siete stati con noi, continuate a rimanere con noi alla festa, adesso c'è il ballo dell'Inno del Sole e non mancate oggi pomeriggio alle 17:15 per l'inaugurazione delle 4 meridiane di Agnello 2014. Grazie.